Giuseppe Rodi, che è candidato nelle liste di Di Pietro e Italia dei Valori. Ci vuole parlare di questa candidatura, signor Rodi? Allora, intanto Di Pietro, Italia dei commercianti e tante altre categorie. Adesso mi propongo per la candidatura alle elezioni regionali, sperando che le persone possano apprezzare, manifestando la loro fiducia. La candidatura nasce praticamente per rappresentare la gente comune e non un nominativo imposto dai vertici di partito. Per quanto riguarda le iniziative, Rodi non è noto solo per il cosiddetto caso Buzzanca, cioè il sindaco dichiarato decaduto a seguito di 2 iniziative e 2 azioni popolari promosse da me, ma ho operato anche contro i parcheggi a pagamento a dismisura nella città di Messina, vincendo 3 ricorsi amministrativi, e ho operato in favore degli ambulanti costituendo un'associazione di categoria autonoma. Anche a Taormina, sappiamo, lei ha fatto un intervento per i parcheggi. Sì, a Taormina c'è stato anche un intervento, una costituzione in giudizio contro i parcheggi a pagamento, che è stato un po' il preludio di quello che è successo attualmente e quindi un po' della limitazione degli eccessivi parcheggi a pagamento che sono stati istituiti. Poi in ultimo ci sono altre battaglie a livello di interesse collettivo, in ultimo sarà imminente una battaglia contro il concessionario, la Serit Sicilia, che interesserà non solo tutti i cittadini di Messina ma tutti gli utenti della Sicilia. Benissimo. Per quanto riguarda le associazioni dei consumatori che si sono in questi anni attivati per ottenere migliori risultati dal punto di vista legale, che cosa ci può dire? Più che associazione dei consumatori, rappresentando una cinquantina di commercianti e altrettanto di persone consumatori effettivi, ho fatto nascere un'associazione di consumatori ed esercenti denominata UNCEA, che è praticamente un collettore comune tra i consumatori effettivi e gli esercenti, perché chiaramente gli esercenti di una determinata attività commerciale rappresentano consumatori in altre attività. Un po', diciamo, un difensore civico della cittadinanza, dei cittadini di Messina per tutte le attività che ha svolto in questi anni. E più che difensore civico, sinceramente mi sento essere un difensore della legalità, perché tutte le mie iniziative sono volte praticamente al rispetto della legalità e sono avverse a tutto ciò che non coincide con il rispetto delle leggi, per cui praticamente tutte le... Rodi, siamo anche sul campo del sociale molto impegnati, noi la seguiamo da tanti anni. Che cosa ci può dire della sua... Le iniziative sono volte alla legalità. Lei ha un'attività di cronaca giudiziaria per conto dei giornali locali e nazionali di molti anni, ha avuto un'esperienza decennale in questo settore. A livello giornalistico ho avuto un'esperienza ultra ventennale, precisamente da 22 anni e passa, con testate giornalistiche locali tipo Giornale di Sicilia, La Sicilia, Antenna Sicilia, quest'ultimo ho operato per oltre 12 anni e mezzo, mentre ho avuto brevi collaborazioni con il Secolo XIX di Genova, Il Tempo di Roma, La Nazione di Firenze e Il Giornale di Milano. Quindi lei ha un'esperienza sul campo delle cronache giudiziarie di questi ultimi anni a Messina praticamente? Non solo come giornalista di cronaca nera, sono stato anche giornalista di cronaca bianca e di politica. Benissimo, e quindi per lei le aule di giustizia non hanno segreti, diciamo? Ma i segreti ci stanno sempre e sta un po' poi alla bravura della persona a svelarli. Rodi, siamo anche sul campo del sociale molto impegnati, noi la seguiamo da tanti anni. Che cosa ci può dire della sua attività relativamente alle associazioni dei consumatori? Come associazione dei consumatori, su mia iniziativa recentemente ne è stata costituita una a livello locale e altrettanto praticamente consumatori. Questa nuova associazione, che è chiamata UNCEA, Unione Nazionale Consumatori ed Esercenti Associati, è una sorta di associazione collettore tra i consumatori e gli esercenti di attività, anche perché, per un esempio pratico, il macellaio è sempre un consumatore del farmacista, per cui si passa da esercente a consumatore.
Signor Rodi, lei è stato definito l'uomo dei ricorsi. Che cosa ne pensa di questa definizione? Ma intanto posso dire che forse l'uomo dei ricorsi è una definizione molto esagerata. Fare dei ricorsi nel rispetto degli interessi è pieno e legittimo. Fare ricorsi nell'interesse addirittura della collettività è un fatto che dovrebbero anche compiere altri cittadini, ma che in realtà si ritrova il solo Rodi e poi magari seguito da altri dopo che inizia questo percorso lo stesso Rodi. Quello che possiamo dire è che il Rodi non è solo l'uomo dei ricorsi per il caso Buzzanca o per il caso permanenza sindaco genovese, ma Rodi è stato quello che tra l'altro ha raggiunto un obiettivo importante nel 2005 quando il Messina Calcio rischiava la sua radiazione per la mancata iscrizione al campionato di Serie A ed è stato l'unico che con la costituzione dell'FC Sporting Messina aveva ottenuto la missione al Loto Petrucci in modo che la città di Messina ottenesse ugualmente un calcio che conta anche se di livello di Serie B. Grazie.